Sarà l'ex sindaco di Mira, Elvisa Maniero, a guidare la lista dei candidati grillini alla Camera per il collegio Veneto 1. È lui il veneziano più votato alle parlamentari dei 5 Stelle, seguito dagli ex deputati Arianna Spessotto ed Emanuele Cozzolino. Mirese è anche la più votata per il Senato, Orietta Vanin, ex assessore della Giunta Maniero. Ci criticano tanto per le nostre amministrazioni, per i nostri sindaci, ma poi si vede che poi alla fine dei conti sono quelli maggiormente apprezzati, perché se poi si va a vedere appunto nel concreto quello che hanno fatto, al di là appunto di quello che passa dai media, in realtà i nostri amministratori sono apprezzatissimi e stimatissimi, e io sono veramente contenta che ci sia anche uno di loro proprio qua nel nostro territorio. Con noi al governo anche Venezia cambierà volto, promette Arianna Spessotto, a cominciare dalle grandi navi da crociera che se ne andranno una volta per tutte fuori dalla laguna. Vogliamo assolutamente una volta al governo fare uno studio serio e terzo su quale sia realmente il cabotaggio compatibile con la laguna e poi metterlo come limite. Quanto alle proteste degli esclusi sulle presunte irregolarità delle parlamentari online, i candidati invitano a guardare avanti senza entrare nel merito delle contestazioni. Purtroppo di polemiche ce ne sono sempre. Io rispondo che cerchiamo di andare avanti. L'obiettivo è ben delineato ed è quello di portare fuori dal pantano dove è finito il nostro paese e portare un po' di luce, e su quello dobbiamo focalizzarsi, non sulle polemiche.